Amici della divisione, buonasera e benvenuti da Lorenzo Savi. Questo è il Pala Lavinium, questa è Pomezia. Pometini a caccia di continuità, Mantova in cerca di un po' di luce per uscire da un buio che dura ormai da 4 partite. Fortitudo Pomezia, Mantova calcio a 5 è di fatto lo scontro diretto che chiude la 10ª giornata della Serie A, quinto. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo, a colloquio i due capitani, Moliterno da una parte e Leleco dall'altra, per il sorteggio, per stabilire di chi sarà il primo possesso della gara. Gara oggi affidata alla terna composta dal signor Mario Certa della sezione di Marsala, con lui Andrea Cini della sezione di Perugia, al crono Pasquale Giaquinto della sezione di Ostia Lido. Vediamo quali sono le scelte dei due allenatori, da una parte David Ceppi, dall'altra l'Eterno Pino Milella. Una classifica molto corta, come detto in apertura e in presentazione. Questo è di fatto uno scontro diretto, perché se con un occhio si guarda a quella che potrebbe essere un'eventuale Final Eight di Coppa Italia, dall'altra c'è lo spettro di una zona calda nelle parti basse della classifica. Allora oggi più che mai c'è bisogno di 3 punti per entrambe. Foto di Rito da una parte e dall'altra. Lato Pomezia vediamo partire Moliterno tra i pali, Tiaghigno, Michelangelo, Matteus e Raubo a completare il quintetto. Di là Casassa scelto tra i pali, poi Mascherona, Taurisano, Misael e Moratelli. Il primo possesso sarà gestito dalla Fortitudo. Matteus sul punto di battuta. Come detto, ultima gara della 10ª giornata della Serie A, quinto. Un solo punto tra le due in classifica, 10 per la Fortitudo, 9 per il Mantova. Il fischio arriva, è iniziata, anzi no, c'è da rettificare il piede a Matteus. Eccolo ora il primo giro del pallone gestito dai padroni di casa, con Raubo subito subisce la pressione, ma Michelangelo riesce a calciare al volo. Potrebbe essere questo un fattore, una chiave di lettura della partita da parte di Pino Milella, andare subito forte in pressione. Vediamo se e quanto durerà questo stile di gioco. Moratelli, Misel di prima, Matteus in anticipo, Tiaghigno sulla seconda palla, poi Michelangelo 1 contro 1 con Moratelli, riesce a passare ma il campo è finito, non c'è il tocco del giovane maglia 15. Allora possesso biancoceleste. Mascherona prova ad andare alle spalle di Tiaghigno, non controlla un pallone oggettivamente complicato. Matteus, ancora palla alta, Moratelli con la testa, Casassa blocca, Raubo fa cenno alla panchina, non ce la fa. Prima nota stonata nella partita della Fortitudo, ha dato forfait, almeno così sembra, dopo 39 secondi Michele Raubo. Speriamo che non sia nulla di grave.
dentro al suo posto Matilara, che tocca il suo primo pallone appoggiando a Matteus. Tiaguinho scarica e va, Michelangelo da Matteus, a 2 tocchi Tiaguinho, Matilara incontro, Tiaguinho vorrebbe Matteus sul lungo, pallone bloccato da Casassa. Matteus prova a mettere ordine, Matilara ci ripensa, poi Matteus con l'esterno, Tiaguinho a campo, può sfidare Mascherona. Tiaguinho finta di andare sul destro, poi prova a rientrare, contrasto con Mascherona alla meglio il numero 11, rimessa Fortitudo. Tiaguinho tocca, Matteus va forte, mura Taurisano. Tiaguinho, non c'è abbastanza distanza per poter giocare, viene avvisato Taurisano, lui con Misael a far da muro. Matteus arriva ora il pallone, finito proprio nella nostra postazione, Tiaguinho è pronto a rimetterla in gioco. Matteus cambio lato, Michelangelo può sfidare Moratelli, arriva l'aiuto di Matteus, pallone lasciato lì al 26, movimento di Matilara sempre suolata nello stretto, poi Michelangelo, sfidato Moratelli, va sul mancino, conclusione forte, classica giocata nel repertorio comunque più che ampio del numero 14 portoghese della Fortitudo. Casassa, scarico vicino, poi Mascherona dopo il tocco di Moratelli chiede qualcosa in più, Milella dalla panchina, si alza anche Cabeza. Michelangelo, Moliterno fuori dalla porta per uscire dalla pressione, gioca con lui Michelangelo, poi Moliterno cerca Matilara, arriva prima di Mascherona, ultimo tocco però il suo, applausi convinti da una parte e dall'altra, sia per l'uscita dalla pressione sia per come poi si è chiusa a riccio la squadra ospite. Mascherona sempre lungo, Moliterno litiga un po' col pallone, poi gioca vicino su Matilara che viene incontro per giocare, appoggia Matteus, cambiolato fintato e poi corsa nello spazio. Michelangelo contro il movimento di Tiaguinho, visto ma non servito, allora continua a girare col pallone la Fortitudo, Tiaguinho col tacco, non c'è nulla secondo il direttore di gara, allora Taurisano sposta sul mancino, contenuto da Matteus e poi bloccato da Moliterno. Michelangelo prova ad andare su Taurisano, scarico su Matteus, a terra Michelangelo con il primo fischio della gara, fallo commesso da Taurisano. La palla finita, va. Tiaguinho, doppio scambio con Matteus, cambiolato Michelangelo, tutta nella metà campo la Fortitudo. Michelangelo allora deve provare ad andare da solo, Mascherona brecca, pensa anche alla conclusione, sempre Matteus al posto giusto, Moratelli col petto, Taurisano con calma, Mascherona con Casassa, viene incontro Taurisano, riesce a controllare col petto, maglia un po' tirata, non abbastanza per fischiare, allora Taurisano va fino in fondo, Moliterno col piede a dire no, possibile transizione di là per la Fortitudo. Matteus con un po' di respiro gioca su Tiaguinho e poi siamo già di là, Michelangelo l'ha mossa, siamo tornati di qua da Matteus che va in banda, Matteus passa destro al lato con la giocata in banda di Tiaguinho, aveva anticipato l'uscita di Casassa, prima occasione nitida per la Fortitudo per andare avanti dopo 3 minuti e 20 secondi. Cabeza appena entrato al posto di Taurisano, sarà davvero un bel duello, il numero 88 del Mantova, il numero 26 della Fortitudo. Mascherona forte verso il secondo palo,
una via di mezzo tra un'assistenza e un tiro in porta. Nulla di tutto ciò. Riparte con le mani Moliterno, giocando su Matilara, 1 contro 1 con Mascherona, guadagna metri il numero 27, scarico su Matteus a 2 tocchi da Tiaghigno, sfidato Moratelli, torna sul piede forte per poi cambiare lato su Michelangelo, entra nel campo, pensa anche alla conclusione, serve un ottimo riflesso di Casassa per spedire il pallone in angolo, lo spunto di Michelangelo e il volo di Casassa. Angolo Fortitudo, Tiaghigno sul movimento di Matteus, la palla arriva a Matilara, pallone fuori dallo specchio nel giro di 40 secondi, però la Fortitudo ha avuto 3 occasioni per andare avanti ed ecco le prime rotazioni di mister Milella dentro Caiche e Wilde. Hanno percepito il momento positivo della squadra, allora iniziano a far sentire anche i sostenitori della Fortitudo sottolineati e richiamati, diciamo, alla presenza, non che fosse così di solito, da Matilara in settimana, che ha parlato benissimo sia dell'ambiente sia del palazzetto sia proprio dei tifosi. Mascherona, Wilde, Caiche, Cabeza la tiene sotto la suola, arriva Matteus, si mette a campo, Cabeza va da solo, riesce a passare Cabeza, poi Moliterno con riflesso, decisivo anche lui da una parte e dall'altra, la stanno decidendo i portieri fin qui, ottima giocata di Cabeza e Moliterno come può, quel tanto che basta per tenere lo 0-0. Caiche vicino da Leleco, si torna dal 5, palla fuori su Wilde, poi Cabeza tiene ferma sotto la suola, arriva Michelangelo, Caiche l'ha già giocata, Leleco orienta, Wilde di prima verso Cabeza, doppio tocco prima di Matteus, poi forza di Michelangelo, non secondo gli arbitri. Allora rimessa per la Fortitudo. Moliterno, pallone lungo. Cercare Binzaru, cambiato quasi interamente il quartetto della Fortitudo, dentro Bueno, Binzaru e Dudu. Michelangelo chiede un movimento diverso a Binzaru, poi Dudu ci ripensa e torna da Michelangelo. Bueno, Wilde capisce le intenzioni dell'11, Bueno, Dudu nel traffico, Bueno rischia un po', pressione fin qui eseguita egregiamente al Mantova. Bueno, cambio lato su Michelangelo, attacca alle spalle Wilde, non riesce a controllare col destro, rimessa Mantova già battuta, Leleco orienta su Caiche, Wilde incontro, Cabeza fa la lotta con Michelangelo, poi regala Binzaru, doppia suolata, lascia lì a Michelangelo, sposta e calcia subito, murato dal ritorno di Caicas. Binzaru,
Michelangelo, 1 contro 1 con Caicche, passa col mancino direttamente dentro, poi Dudu sulla seconda palla riesce a metterla dentro in qualche modo Casassa come può, e poi Leleco anche cercando un'assistenza a Cabeza. Moliterno però trova Binzaru, c'è la traccia per andare a Dudu, Binzaru prova ad andare da solo, Leleco capisce le intenzioni del 6 e la fa sua. Casassa, Leleco, poi Wilde cerca e trova Cabeza, prova a entrare dentro al campo, Cabeza passa, Cabeza messo giù, punito probabilmente il primo contatto, quello di Bueno, falloso, rivediamo, maglia vistosamente tirata da parte di Bueno. Primo fallo anche per la Fortitudo, 13:24 alla pausa. Sistemato il pallone Leleco e Cabeza, si allontana il capitano, parte Cabeza in porta, ancora Moliterno, sempre in spaccata, sempre col piede destro a dire no. Wilde fuori da Cabeza che apre il piattone, è pronto Matteus ad immolarsi. Leleco fuori, Wilde col destro, vorrebbe una deviazione a centimetri dal gol del vantaggio il Mantova. Torna Taurisano, e torna anche Mascherona, poi Moliterno nella confusione preferisce andare lontano. Fuori Wilde, dentro anche Ceccatto, ora Taurisano farà sportellate con Matteus, poi Moliterno cerca proprio il numero 26, per poco non diventa un tiro, Casassa però è attento, blocca e gioca su Caicche. Mascherona in banda verso Taurisano, Matteus in anticipo, preciso come sempre, poi in estirada è un regalo al Mantova, ripartenza di là, Ceccatto in porta, forte ma centrale, poi Taurisano mette ordine, va di là da Caicche, sta arrivando Ceccatto, arriva poi Mascherona con la punta, pallone che rimane lì, occhio al contatto giudicato falloso da parte di Capponi che ha tirato giù Taurisano. 12:39, lo rivediamo sulla puntata di Mascherona, contatto giudicato irregolare da parte del direttore di gara, e allora calcio di rigore in favore del Mantova. Cabeza ha già preso il pallone e mister Cippi si affida a Bonci. C'è il fischio, parte Cabeza, centrale col piatto, tanto che basta per batter Bonci, mandare avanti il Mantova. È cambiato il parziale a Pomezia, al Palalavinium passa il Mantova col gol di Cabeza. Tiaghigno prova a passare su Ceccatto, chiuso in banda, allora continua a giocare la Fortitudo, sempre in possesso. Matilara sposta e gioca su Matteus,
rischia un po' Matilara, poi si lancia inseguito da Mascherona. Il tocco per Tiaghigno è impreciso. Rimessa dal fondo con le mani per Casassa, che gioca vicino su Mascherona. Misael, giocata codificata verso Taurisano. Moliterno blocca e prova a far ripartire, poi Capponi per poco non brecca. Matilara sul secondo palo, sta arrivando Tiaghigno, Matilara va in porta, Casassa è ancora attento. Matilara chiede un po' più di convinzione forse nei contrasti a Capponi, decisamente tutt'altro che fortunato nell'episodio che fin qui sta decidendo la gara. Matteus la sposta e la gioca su Matilara. Tiaghigno ora da Matteus, la controlla e riesce anche a passare in mezzo a due, prova la ruleta, Ceccatto solo sul pallone, poi regala a Capponi. Cambio lato su Tiaghigno, 1 contro 1 con Mascherona. Tiaghigno col destro, murato proprio dal numero 11. Giro all'angolo per la Fortitudo. Tiaghigno, palla forte dentro verso Matilara. Capisce tutto Misael, prova a mettere ordine. Taurisano a 2 tocchi, Mascherona predica calma. Il numero 11, Taurisano viene incontro, tocco così e così, deve fare uno sforzo in più Ceccatto, poi contromovimento di Misael, visto e accontentato, vuole l'1-2 con Taurisano, preferisce passare un giro più largo da Ceccatto, poi Mascherona, imbucata su Misael, tiene con la suola, gioca su Taurisano, Ceccatto guadagna metri con la palla, il Mantova, Mascherona reclama ed ottiene un fallo di mano giusto commesso da Matilara. Secondo fallo della Fortitudo, ha già giocato il Mantova. Cabeza prova ad andare col piazzato, murato da Matteus. Misael sterza, poi Mascherona di prima su Cabeza, Matteus in anticipo ma poi impreciso nel tocco su Capponi, è rimasto a terra Matteus. Misael si ferma, Mascherona poi mette fuori, si era alzato Matteus, però ha qualcosina da ridire alla terna. C'è un'intesa ovviamente con Cabeza e si torna a giocare col pallone restituito al Mantova. Mascherona verso Cabeza, fa ok con la mano nonostante il pallone sia andato in tutt'altra direzione rispetto a dove era localizzato il numero 88. Michelangelo, Matilara sterzata su Mascherona, poi taglio interno di Michelangelo servito male. Mascherona, Moratelli, Cabeza orienta, passa su Michelangelo, trovato Misael, la palla lasciata lì a Cabeza che arriva con i tempi giusti ma calcia ampiamente lontano dalla porta difesa da Moliterno. Ora con le mani va a cercare Michelangelo, Mascherona aveva tutto il tempo di indirizzare, infatti si dispera per l'errore forse un po' banale. Tiaghigno, Matteus sulla lato orientata, Michelangelo e ancora Tiaghigno, trova una traccia per Matilara, giocata su Mascherona, chiuso. 9:37 da qui alla pausa, siamo entrati nella seconda metà della prima frazione. Mantova che conduce per 1-0 grazie al rigore trasformato da Cabeza. Michelangelo viene troppo ferma, Misael e la sporca un po', poi Tiaghigno passa nel traffico, fa tutto da solo, Tiaghigno, Matilara e poi Tiaghigno a porta vuota si divora il gol del pari dopo un'ottima giocata a solo di Tiaghigno e dopo l'assistenza precisa di Matilara. Davvero a colpo sicuro trova il palo
Michelangelo, 4 contro 2 possibili di là, Matilara con la punta, angolo Fortitudo. Chissà che questo palo non possa portare l'inerzia un po' dalla parte della Fortitudo. Dudu fuori da Michelangelo che lascia sfilare e gioca con Moliterno. Palla lunga nella terra di nessuno. Decide di fermare il tempo Pino Milella. Primo time out della partita chiesto ed ottenuto dal mister del Mantova. Quindi mini break anche per noi. Terminato il minuto di time out, abbiamo rivisto intanto e riapprezzato le migliori azioni salienti fin qui. Si ripartirà con il possesso per il Mantova dalle mani di Casassa, che ha già mosso vicino su Caiche. Non può giocare con Casassa ora Moratelli, che si alza il pallone e riesce ad andare a colpire Michelangelo per favorire poi l'arrivo e l'utilizzo delle mani al suo portiere. Leleco a memoria, ottima lettura di Michelangelo. Sul taglio alle spalle di Moratelli. Caiche. Moratelli vicino, lascia sfilare per Wilde, colpisce ancora molto bene col destro. Wilde forte verso il secondo palo, Moratelli era rimasto fermo, ostacolato dal buon lavoro di Michelangelo. Manca il pallone, che arriva soltanto ora. Moliterno allora con le mani su Michelangelo. Bueno, dopo lo scambio con Dudu, ancora Bueno, si complica un po' la vita sull'arrivo di Cabeza, però a campo per andare Michelangelo. Caiche con l'ultimo tocco, anche preso un colpo da Michelangelo, fortuito ma comunque doloroso. Ginocchio contro ginocchio, ancora un po' piegato sulle gambe il numero 25 Michelangelo. Sfida Wilde, che gli chiude la porta in faccia. Mateus Bueno la sposta e gioca su Mateus. Michelangelo incontro, classica giocata ad entrare per poi liberare il destro, che non incontra deviazioni, non trova nemmeno lo specchio della porta. Si sta un po' appiattendo questo primo tempo al Palalavinium. Mateus, Matilara dopo il break del 26. Michelangelo torna da Mateus, Wilde. Sguardo al crono per mister Milella, ancora lunga, molto lunga da qui alla prima pausa. 7:45 da giocare, Michelangelo ancora ad entrare nel campo per poi calciare. Trova sempre l'opposizione
la difesa del Mantova. Ora Matteus, cambiato su Bueno, passa su Cabeza, ma è pronto Casassa ad uscire, riesce a giocare vicino su Cabeza, palla alzata alle spalle di Matteus, arriva Wilde, è attentissimo sul primo palo Moliterno, concede soltanto angolo al Mantova. Palla fuori, Caiche per Leleco che controlla e calcia, trova l'opposizione di Matteus, ora rimessa, Cabeza lascia Leleco, giocata provata e riprovata, abbiamo visto a più riprese in questa prima frazione. L'ultimo tocco è stato di Cabeza, allora Moliterno rimette con le mani Michelangelo, spazi intasati, non contento del movimento dei suoi il numero 14 Bueno, 1 contro 1 con Leleco, Bueno prova a passare, Leleco non si fa sorprendere, Matteus la gira a 2 tocchi, sempre Michelangelo, trova Matilara che si protegge bene sull'arrivo di Wilde, vorrebbe poi un fischio che non arriva, rimessa Mantova, 6:56 al termine della prima frazione. Misael con la palla alle spalle per Cabeza, occhiataccia di Ceppi a Matteus, una giocata che riesce molto bene al Mantova. Bueno trova la traccia per Matilara, uno sguardo va da Bueno, ma poi va da solo, superato Mascherona, ma c'è il rientro di Misael, lascia poi il campo Matilara, di nuovo dentro il numero 6 Binzaru. Bueno, palla forte dentro, Mascherona col corpo, Michelangelo con l'esterno da Moliterno, incontro c'è Bueno, visto e servito, forse con un tempo di troppo, arriva poi Cabeza, calcia più forte che può, colpendo Ceppi in panchina, subito a chiedere scusa, a sincerarsi delle condizioni del mister. Cabeza, Mascherona con la punta, Matteus allo stesso modo, allungando su Moliterno che cerca e trova Michelangelo, sposta sul sinistro Michelangelo, murato da Misael, pollice alzato verso Moliterno, angolo Fortitudo, serve una scintilla per riportare un po' di vita al Palalavinium che si sta un po' spegnendo. Michelangelo ci prova al volo, Casassa in 2 tempi, poi ancora Michelangelo dopo il tocco di Matteus, esce Moliterno rischiando anche un po' e poi pensa soltanto alle cose formali, andando a buttare via il pallone. Ceccato, Michelangelo oscura la visuale a Misael che lo colpisce in pieno, guadagna rimessa, Mascherona la muove con l'esterno, Misael doppia suolata, ha cercato Taurisano, il pallone però è regalato a Matteus che guarda la porta e calcia, mamma mia Casassa cosa ha preso, una bordata di Matteus che era diretta all'incrocio, Casassa ci ha messo il manone, gran riflesso di Casassa, angolo per la Fortitudo, ma mister Ceppi vuole dare indicazioni più precise, time out anche per la Fortitudo.
Vediamo cosa ha preparato mister Ceppi per la palla inattiva dentro Dudu. 5:38 dallo scadere. Deve fare attenzione il Mantova, perché proprio come nell'occasione che abbiamo visto poc'anzi sul destro di Matteus basta pochissimo, un minimo errore può costar caro. Dudu con no look da Michelangelo, Casassa ha preso anche questa, poi va a lungo con le mani su Taurisano, poi l'avete rivista mentre stavano andando, Taurisano l'ha toccata per ultimo, appena avremo modo di rivederla meglio magari in un momento di pausa. Davvero un ottimo riflesso di Casassa. Bueno, vicino Tiaghigno nel traffico, rischia di perderla. Misael con la punta, pallone fuori. Allora vediamo se riusciamo a riapprezzare la parata di Casassa. Subito pronta la regia da angolo, Dudu col no look, poi Angelo col destro e Casassa, grande parata veramente. Fin qui il migliore del Mantova forse. Taurisano dall'altra parte, destro murato da Matteus. Caduta la fascia da capitano a Moliterno, si è chiarito subito col direttore di gara e la metterà in un secondo momento. Va a terra Michelangelo, non arriva il fischio, contrariato il numero 14 della Fortitudo, mentre il numero 14 del Mantova gioca. Misael, Ceccatto incontro, break di Michelangelo, scavetto a far andare, poi Misael ancora, Michelangelo con l'esterno, si lamenta poi vistosamente col direttore di gara. Ora Matteus, di là da Bueno, Tiaghigno a lasciar campo, isolamento in banda al numero 11. Michelangelo, Tiaghigno in parallela, servito da Matteus, seguito da Mascherona, che va a murare anche questo tentativo. Tiaghigno, Michelangelo, Bueno, la sposta accomoda per Michelangelo, destro un po' strozzato, non ha colpito benissimo il portoghese. Allora altro giro sul perimetro, Michelangelo 1 contro 1 con Ceccatto, cambia lato su Bueno, si defila Matteus, Bueno passa, scavetto col destro, molto dolce il tocco sotto del numero 11, impreciso però. Altra occasione per la Fortitudo. C'è da dire che era ben appostato Taurisano, che è saltato molto alto. Casassa contro il movimento di Taurisano, giocata vicino su Misael che passa su Michelangelo, steso il numero 10 e cartellino giallo per Michelangelo. Mascherona sul punto di battuta, 4 minuti e 4 secondi, ammonito anche un collaboratore di mister Ceppi, nella fattispecie Andrea Parente, che ne dice qualcuna di troppo al direttore di gara. Viene allontanato prima ammonito, poi allontanato per le reiterate proteste.
Vediamo se si può tornare a giocare. Mascherona sul punto di battuta, arriva ora il fischio. Gioca indietro su Casassa, van via tutti, allora Casassa più lontano che può, trovando le mani di Moliterno contro il movimento di Binzaru, ignorato. Tiaghigno, buono incontro, pressione di Misael, Bueno va più lontano che può, Mascherona fa buona guardia, riesce anche a ripartire sull'arrivo di Binzaru. Mascherona ancora una volta, poi Binzaru con tutto quello che può riesce a mettere in out, aiutato poi a rialzarsi da Mascherona. Moratelli, Mascherona, Misael, Cabeza, doppia suolata, lascia Misael, torna Bueno con i tempi giusti, 3:28 da giocare. Moratelli rincorre il pallone, Cabeza sfida Tiaghigno, doppio passo, Cabeza va, Tiaghigno è ben messo, si fanno sentire i pochissimi sostenitori del Mantova che hanno occupato il settore ospiti con tanto di stendardi. Cabeza vicino Misael, lo segue fino in fondo Binzaru, ancora rimessa per il Mantova. Cabeza lascia a Misael, palla verso il secondo palo, Matteus è provvidenziale, allora ripartenza di là, Misael è più veloce di Bueno, rimessa in favore della Fortitudo. Matteus con l'esterno da Tiaghigno, controllo orientato, accomoda su Matteus, che poi sterza sull'arrivo di Cabeza. Fallo, il secondo. Michelangelo ha già battuto la Fortitudo, Tiaghigno su Matteus. Prende campo il 26, Tiaghigno con l'esterno riesce ad entrare, Caiche arriva fino in fondo a far perdere un altro tempo di gioco. Moliterno, Michelangelo, Matteus e poi Tiaghigno. Michelangelo duetta con Tiaghigno, poi Matteus, Michelangelo, arriva l'aiuto di Tiaghigno, palla di là per Matteus, si muove Matilara, ha visto Matteus che preferisce però andare da solo, colpito Mascherona e poi giro al cambio perché è esausto Matteus. 2:26, Michelangelo verso il secondo palo, non arriva Matilara, colto forse di sorpresa dalla giocata del 14. Moratelli su Cabeza, riesce a controllare, poi prova a far passare il pallone, buon lavoro di Michelangelo, impreciso Tiaghigno e Casassa con le mani, subito lungo verso Moratelli che non controlla, possesso Pomezia. Moliterno con le mani, Dudu, Tiaghigno la tiene un po' ferma, poi gioca su Michelangelo, Matilara a lasciare campo al 14, torna dal 10, 1 contro 1 con Cabeza, prova a passare Tiaghigno, la sposta 2 volte, poi Michelangelo col destro, doppia deviazione, Matilara quasi a porta sguarnita, l'ultimo tocco però è della difesa, allora angolo per la Fortitudo. Rivediamo
sulla solita giocata di Michelangelo, prima Casassa, poi Caicche. Per poco non si fanno male da soli. Angolo Fortitudo con Dudu che scodella per Michelangelo, non se la sente di calciare subito, poi va col sinistro. La gran giocata del 14 che non calcia col destro per farlo benissimo col sinistro. Ha trovato il pareggio la Fortitudo col suo uomo migliore, Michelangelo. 1-1. Leleco, Wilde, Caicche, Leleco, abbiamo visto la smorfia di Pino Milella perché veramente nella prima ed unica sbavatura di questa prima frazione di Mascherona è arrivato il gol del pari della Fortitudo. Va detto, la gran lettura di Michelangelo che capisce di essere arrivato lungo per poter calciare al volo, allora sterza sul sinistro, manda fuori i giri Mascherona e riesce poi a toccare prima il palo e poi gonfiare la rete per il gol che vale il pari. 1:28 ora da giocare, Dudu a dare indicazioni a Tiaghigno. Dudu prova ad andare da solo, poi ci ripensa, gioca su Tiaghigno, Wilde in pressione, Tiaghigno la muove su Michelangelo, sposta sull'arrivo di Caicche, Tiaghigno vicino, Dudu, Michelangelo a memoria da Tiaghigno che non riesce a tenere il pallone in campo. Wilde, Leleco a memoria, Cabeza è scappato alle spalle di Michelangelo, forte parata Moliterno 2 volte, prima sul mancino di Cabeza e poi sul destro di Wilde. Chiede scusa Michelangelo che ha bisogno forse un po' di tirare il fiato. Rivediamo l'ultima delle 2 parate di Moliterno a 1 minuto esatto dalla fine della prima frazione. Caicche, Leleco, ancora Caicche, incontro Cabeza con lo sguardo da lui col pallone da Wilde, ancora il 13 a manovrare con Leleco che alza il solito pallone per Cabeza al volo a centimetri da un gol bellissimo. Cabeza scappato nuovamente alle spalle della difesa, è un fattore, una giocata codificata del Mantova che fin qui ha fatto potenzialmente tanto male alla Fortitudo. Dudu sposta e va da Bueno, Mateus riceve dall'11, prova a passare in mezzo a 2, il rimpallo favorisce Matilara. Dudu 30 secondi, Bueno, Lara impreciso, si chiariscono subito i 2 ma già giocato il Mantova. Caicche punta Mateus, scarico su Cabeza, gioca con la suola, Cabeza doppio passo, Bueno lo tiene a debita distanza, poi Cabeza prova a passare sul mancino, Cabeza passa e riesce anche a calciare, avrebbe gradito un fischio che non è arrivato. 12 secondi Leleco forte dentro, Moliterno si distende e manda via. Leleco alza per Wilde, controllo, poi Mateus in allungo, riesce anche a calciarla addosso a Wilde, no, angolo per il Mantova. 6 secondi. Caicche sul punto di battuta, palla fuori per Cabeza, suo lato e destro, ancora Moliterno attento, poi Cabeza sposta, prova a tornare da Caicche
Deviazione di Matilara, ma non c'è più tempo a Pomezia all'intervallo. Fin qui la decide l'equilibrio, il vantaggio di Cabeza. Ha risposto il mancino di Michelangelo. 1-1 a riposo, a tra poco per la ripresa.
prendere la gara tra Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Mantova. Calcio a 5, le squadre sono già in campo, pronti per i secondi 20. I primi appunto 20 minuti di gara hanno fin qui detto che questo scontro diretto è molto equilibrato, 1-1 deciso fin qui da Cabeza, dal rigore di Cabeza e poi dal, chiamiamolo, gioiello assolo di Michelangelo, che ha pareggiato i conti quasi allo scadere del primo tempo. I quintetti sono gli stessi che hanno dato il via alle ostilità, almeno dalle parti del Mantova, quindi vediamo Casassa tra i pali, poi Mascherona, Misael, Taurisano e Moratelli. Mister Ceppi invece si affida a Moliterno tra i pali, Mateus, Michelangelo, Mati Lara e Lorenzo Bueno. Si attende solo l'ok del direttore di gara e poi sarà nuovamente partita. Eccolo il fischio, pallone mosso su Misael da Taurisano e subito la pressione della Fortitudo. Moratelli, Misael da Taurisano, anticipato, l'ultimo tocco è grigio. Vediamo se in questa ripresa sarà più forte la volontà di andarla a vincere o la paura di non perderla. È molto presto per fare calcoli, sicuramente sì, però come detto 3 punti oggi vorrebbero dire tantissimo sia da una parte che dall'altra. Michelangelo trova Bueno in banda, poi va a calciare col destro, altro maxi riflesso di Casassa. Questa volta forse un po' più fortunato delle altre, ma comunque l'uomo copertina del Mantova fin qui. Taurisano può andare in ripartenza, Taurisano, Michelangelo arriva pulito sul pallone e lo lavora su Mateus, poi Bueno più lontano che può, il pallone è uscito. Moratelli, Misael, sfidato Michelangelo, prova a passare, chiude le gambe Michelangelo. C'è da rimettere la fascia al braccio di Moliterno, ha avuto problemi anche nel primo tempo, probabilmente hanno deciso proprio di cambiarla o di applicare un pezzo di nastro perché la fascia non regge. Moratelli verso Taurisano, anticipato da Mateus, poi riesce a passare Taurisano, la palla è uscita prima che il 19 potesse finire in terra, magari anche con un fallo. Mateus, 2 tocchi da Bueno, poi incontro Matilara vicino da Michelangelo, terzo uomo è Bueno, pallone troppo lungo. Non vediamo comunque più, diciamo, in assetto da gara Michele Raubo, che quindi conferma quello che avevamo più o meno intuito nei primi secondi di gara, quando ha alzato il braccio in segno di resa, guaio muscolare probabilmente per lui, e grossa tegola per la Fortitudo. Michelangelo a memoria verso Mateus, pallone un filino troppo lungo. Applausi comunque di mister Ceppi. Mascherona si complica un po' la vita ed è costretto a mandarla via direttamente in tribuna.
Michelangelo, doppio scambio con Matteus. Bueno va sul lungo, servito addosso e può sfidare Moratelli. Bueno 1 contro 1 in banda, finge di lasciare a Michelangelo e cambia lato su Matteus. Pallone fermo, lo sposta soltanto adesso, guadagna posizione e anche punizione, un annesso giallo per Taurisano. Dentro Tiaghigno, Michelangelo sul punto di battuta con Taurisano ancora lì. Sistema la barriera Casassa. Michelangelo si asciuga le suole. Ecco il fischio, movimento di Matilara, Michelangelo fuori da Tiaghigno. Corpo troppo all'indietro, pallone decisamente lontano dallo specchio difeso da Casassa, che ora gioca direttamente su Mascherona. Sta arrivando Wilde, Mascherona la tiene, lascia Wilde, doppia solata, Mascherona col destro, Moliterno si distende e para sulla combinazione che aveva mandato fuori giri Michelangelo. Riesce a concludere il numero 11 trovando presente il capitano della Fortitudo. Misel, pallone scodellato su Wilde, controllo così e così, break di Michelangelo, possibile 2 contro 1, Michelangelo va da solo fino in fondo, Michelangelo 2 volte suolata e poi torna benissimo Taurisano, prende anche un colpo Michelangelo che rimane a terra, dolorante. C'è bisogno dell'ingresso dello staff medico. Forse sulla scivolata e poi subito nell'incrocio di gambe un colpo alla testa. Intanto rivediamo l'occasione di inizio ripresa, proprio il destro di Michelangelo e poi quella di poco fa del destro di Mascherona, entrambi neutralizzati dai due portieri. Fin qui molto attenti ed importanti per entrambe le squadre. Si rialza Michelangelo, sembra aver accusato un po' il colpo al collo, ovviamente assistito dallo staff medico, si siede vicino a Michele Raubo, costretto quindi a lasciare il campo. Dentro Tiaghigno, Mascherona prova subito a fregarlo da quel lato con la palla scodellata per Caiche, imprecisa però, allora rimessa per la Fortitudo, Matteus con ordine da Tiaghigno. Entra nel campo il numero 26, buono incontro, servito ora Tiaghigno, poi Matteus, Bueno, Matteus, Matilara, prova ad andare in banda in mezzo a due, Mascherona con l'ultimo tocco, contrariato Pino Milella. Tiaghigno, Bueno rischia di perderla sull'arrivo di Wilde che sposta e calcia Wilde, piega la mano a Moliterno e di nuovo avanti il Mantova col gol del numero 13, lucido nel rubar palla e mandare alle spalle di Moliterno che nulla può. 17-28, cambia nuovamente il parziale a Pomezia e sempre in favore del Mantova, 2-1.
Bueno, vediamo come reagirà all'errore che rischia di spostare su binari lontani da Pomezia questa partita. Tiaghigno entra dentro al campo, scarico su Matilara, impreciso. Caiche, Mascherona col contromovimento, gioca a muro su Caiche, poi scarico su Casassa, puntata lunga verso Cabeza che la spizza con la testa ma non riesce ad indirizzare verso Moliterno. Moliterno lungo da Bueno, protezione, gran lavoro di Wilde che regala un 1 contro 1 a Cabeza contro Matteus, doppio passo e mancino. Pallone alto, era arrivato anche sul secondo palo Caiche, non l'ha visto Cabeza, ha preferito andare da solo. Moliterno, Matilara e poi Matteus. Entra dentro al campo Matteus, riesce a passare, prova a sterzare ma trova Wilde. Tiaghigno, Bueno, atteso sulle gambe da Mascherona, poi Matteus sposta, Murato, pallone in out, lascia sfilare Bueno e gioca con Matilara. Matteus di prima verso Matilara che però ha fermato la corsa con le mani Casassa. Gioca vicino su Ceccatto, poi Caiche, il pallone troppo alto a toccare il soffitto del palo Lavinium, quindi rimessa in favore della Fortitudo. Matteus sposta, pensa anche alla conclusione, poi va da Bueno, Ceccatto chiude la linea di passaggio, Bueno è costretto a tornare da Moliterno contro Tiaghigno, va lungo Bueno, va lungo anche Tiaghigno che scappa alle spalle di Cabeza. Tiaghigno in palleggio, Cabeza attento con la testa a non farsi fregare, poi prova a girare intorno a Tiaghigno e tocca anche per ultimo, tutt'altro che della stessa idea Cabeza. Matilara, Tiaghigno forte, Caiche altrettanto, trova però il corpo di Cabeza, rimessa ancora per la Fortitudo, 15:52. Arriva ora il pallone a Matilara. Matteus sposta e calcia, pallone largo. Cabeza, ruleta nel traffico, guadagna anche fallo e poi tiene stretto il pallone. Casassa, Caiche, si complica un po' la vita al Mantova, allora Michelangelo Brecca, Caiche lo stende, fallo e giallo, c'è un'intesa con gli arbitri di Caiche, reo di aver commesso fallo, meritevole di cartellino. Ammonito Caiche Aledes, 15:37 dalla fine. Sembra spiegare alla panchina Cabeza qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno visto proprio dalla panchina. Raccomandazioni per gli uomini in barriera, l'Elego chiede come deve mettersi con le braccia, l'ha mimato il direttore di gara. Michelangelo ha preso la rincorsa, movimento di Matteus alle spalle di Casassa, Michelangelo tocca per Bueno, l'Elego in posizione congrua, così proprio come gli era stato indicato dal direttore di gara, si oppone andando in out.
Tiaghigno sul punto di battuta, palla scodellata fuori, Matteus non calcia, prova a girare intorno a Ceccatto, passa Matteus, Mascherona non controlla, mentre Matteus voleva un fischio. Intanto va modificato il punto di battuta, non va bene dove ha eseguito Tiaghigno. Ora sì, Matteus forte in porta, pallone che sfila alla sinistra di Casassa. Casassa lungo verso Cabeza, anticipato da Matteus che arriva anche in aiuto a Tiaghigno, che va direttamente in porta, guadagna ancora metri la Fortitudo in un secondo tempo fin qui spezzettato con tante interruzioni. Sta giocando poco sul parquet, ma per quel poco che si è giocato Wilde ha tirato fuori la giocata che vale per ora il vantaggio. Michelangelo, giusto il tempo per smentirmi, al volo col destro sotto le gambe di Casassa. Ancora il numero 14 ha pareggiato nuovamente la Fortitudo. Pallone scodellato da Tiaghigno e poi Michelangelo al volo col destro sotto le gambe di Casassa. 2-2 al Palalavinium. L'uomo copertina della Fortitudo sta facendo il bello e cattivo tempo. Ora vuole ricevere da Moliterno. Matteus, Tiaghigno e poi Michelangelo, di prima verso Pinzaru, pallone che esce. Misael, Leleco, ancora Misael, di prima su Cabeza, tiene sotto la suola, lascia per Ceccatto, Moliterno con riflesso. Alza il braccio Cabeza, palla fuori per Ceccatto che prova a fare come Michelangelo, fischiato però un blocco illegale a Misael. Terzo fallo per il Mantova. Matteus, Tiaghigno entra nel campo, trova una traccia per Pinzaru che perde un po' di grip col parquet, non riesce nemmeno a controllare, si sistema ora sotto delle scarpe il numero 6. Misael, Moratelli nella terra di nessuno, presidiata ora da Matteus, si lancia dall'altra parte del campo. Tiaghigno la lavora su Matteus, Cabeza va per terra con un fallo secondo il direttore di gara, e il quarto commesso dal Mantova. Rivediamo il contatto tra Cabeza e Matteus, giudicato falloso da parte degli arbitri. Solito Matteus dà fastidio a Casassa sulla linea di porta. Bueno e Michelangelo sul pallone. Bueno va via, lascia a Michelangelo che guarda la porta e va direttamente verso il secondo palo. Mascherona ben appostato manda fuori dentro Dudu. 14:15 da giocare. Michelangelo verso Bueno, Casassa con i tempi giusti capisce prima le intenzioni di Bueno. Dudu
palla fuori, Bueno mastica un po' il sinistro, presa comoda per Casassa e poi va lungo verso Taurisano. Moliterno con le mani arriva più su del 19 e poi Michelangelo manda fuori. Mascherona, Leleco sempre con la palla alle spalle, Moliterno la chiama, la fa sua, vicino c'è Michelangelo, incontro Dudu che poi va sul lungo. Leleco capisce tutto, legge prima la traiettoria del pallone e mette in out Dudu, palla fuori per Michelangelo, si muove Tiaghigno, la palla è però per Bueno, ancora su Michelangelo, solida giocata, entrare nel campo destro forte preso da Casassa e poi si lancia anche in difesa Michelangelo, ma quando prepara questa giocata non lo prendono mai. Misael, Moratelli, Mascherona, prova ad andare da Taurisano, impreciso col destro, applausi di mister Ceppi che dà anche uno sguardo a quelli che sono i minutaggi dei suoi per capire come ruotare, quando ruotare e con chi farlo. Matilara sul profondo, arriva prima di Mascherona, lotta con Moratelli, l'ultimo tocco è proprio del 15 in maglia biancoceleste. Allora la Fortitudo gioca con Bueno che sfida proprio Moratelli, scarico su Michelangelo, pallone così e così, lo ritrova il 14, cambia ancora lato, incontro Matilara, Bueno in isolamento, riesce a passare su Moratelli, palla forte dentro, chiude Ceccatto, anzi Misael. Bueno lascia a Michelangelo che gioca con Moliterno, può prendere un po' di campo il numero 22, andare verso la testa di Bueno e non impatta. Allora Casassa può rimettere, ha già giocato su Misael, lavoro di protezione, poi scarico su Mascherona, Moratelli, Mascherona sul contromovimento di Misael, pallone profondo con deviazione, allora dal nulla ne esce con un angolo il Mantova. Misael, palla in mezzo, chiusa da Matilara, Mascherona con calma, Misael ancora, Mascherona, stavolta va verso Taurisano, non si intendono i due, Mascherona chiede subito scusa, Taurisano allarga le braccia non mandando giù gli ultimi possessi gestiti dal Mantova o mal gestiti dal Mantova, perché Taurisano non è riuscito a gestire nessun pallone, così come Bueno che regala un angolo al Mantova. Secondo tempo così e così per Lorenzo Bueno, che ha commesso un grave errore in occasione del gol di Wilde, che ora viene servito, controlla e pensa anche a calciare. Bueno stavolta chiude bene, dicevo, e finisco, alle colpe sul gol di Wilde, alle colpe su questo possesso, deve un po' alzare l'intensità forse rispetto a un primo tempo giocato decisamente meglio. Wilde, Taurisano lascia Misael, la posizione solita di Michelangelo, Wilde sul movimento di Mascherona che in allungo non riesce ad arrivare nemmeno a controllare la rimessa Fortitudo. Dudu, Michelangelo, pallone lungo dove arriva Bueno, protegge su Wilde e ottiene rimessa. Matilara muove su Matteus, poi Michelangelo,
Finta di scarico, va ora da Matilara. Nel traffico ancora Michelangelo Lameglio, fischiato fallo a Matilara, il secondo della Fortitudo. 11:55 da giocare ancora. Cabeza sull'arrivo di Matilara, Cabeza prova a tagliare il campo, Mateus 2 volte, prima col corpo poi col destro. Misael lascia a Mascherona che cerca proprio Misael, chiude sempre Mateus. Misael, Mascherona contro Misael, servito ora da Wilde, che poi a memoria va da Cabeza che riesce a tenerla e renderla ancora giocabile. Chiusura di Mateus, altro angolo per il Mantova, sta guadagnando metri e fiducia. Misael, palla fuori, ancora letta da Matilara. Ora Cabeza pensa alla conclusione, si distende Moliterno e para, poi Bueno più lontano che può. Rimessa Mantova. Wilde. Misael con la palla alta verso Cabeza che non arriva nemmeno a sfiorarla. Tante interruzioni, come detto, con la palla stanno facendo un po' fatica oggi sia Fortitudo Pomezia che Mantova. I possessi durano molto poco, proprio come in questo caso, e Mateus si complica la vita e poi ottiene rimessa. Tiaghigno, Mateus guadagna superiorità alla Fortitudo, palla di là, Bueno controlla, sterza, chiuso poi da Cabeza. Mateus col destro forte, palla fuori. Manca il pallone. Arriva soltanto ora insieme al pallone il fischio. Mascherona, Caiche, Wilde addosso a Bueno, poi la ritrova in un secondo momento, palla lunga, presa facile per Moliterno che gioca su Matilara, orienta su Mateus, prova a giocare in mezzo. Bueno, gran traccia per Matilara che corre più di Mascherona, che però usa bene il fisico. Cabeza, arriva Tiaghigno, storie tese tra i due. Cabeza tanto bravo quanto, diciamo, antipatico per gli avversari, usiamo questo termine perché in ogni situazione di gioco c'è prima una smorfia da una parte e dall'altra e poi il 5, è sempre lui protagonista di questi sketch. Mateus muove su Tiaghigno, ancora Mateus, sempre Bueno, giocata su Moliterno, poi Matilara. Mascherona aveva capito tutto ma non è riuscito a cogliere impreparata la Fortitudo, poi con rimpallo alla meglio il numero 11 quando siamo entrati nella seconda metà della seconda frazione. Cabeza prova a tagliare il campo per Caiche, sta arrivando Wilde, servito ancora Cabeza, calcia di prima intenzione non trovando un impatto preciso sul pallone. Chiama il cambio Mateus, forse non ne ha più, allora Tiaghigno sul movimento di Bueno.
prova a calciare, Wilde capisce tutto e va, Cabeza sguarda la porta, poi quindi la transizione 3 contro 2, Cabeza fino in fondo, palla per Cai che non si intende col numero 25 e allora decide di fermare il tempo mister Ceppi. Time out per la Fortitudo a 9:12 dal termine. Si torna a giocare, abbiamo visto nel minuto di timeout le 2 o 3 parate di Moliterno e poi il gol di Wilde, il gol di Michelangelo, le reti che fin qui hanno mosso un po' il parziale ma non poi il risultato che ne rimane, perché dall'1-1 siamo passati al 2-2, tanto equilibrio come detto ad inizio secondo tempo, chissà che poi non possa averla meglio la paura di perderla rispetto alla voglia di vincerla. Moliterno lungo verso Tiaghigno, Mascherona accomoda Matilara che finge di calciare, passa su Ceccatto, la palla però è uscita, vediamo, c'è stato un fischio, probabilmente sì, la palla è uscita, non penso che abbia fischiato fallo il direttore di gara, infatti è così. Palla per Michelangelo, la tripletta personale del portoghese, l'ha ribaltata la Fortitudo. Nella dormita difensiva la solita assistenza no look di Dudu. E se nel primo tempo Casassa con un grandissimo intervento aveva evitato il gol, questa volta non può proprio nulla perché il destro di Michelangelo è angolatissimo, bacino al palo e gol del 3-2, tripletta per Michelangelo, davvero stracandidato per l'MVP della gara. Moliterno lungo verso Matilara, arriva prima di Ceccatto, poi Misael col controllo, elude il ritorno di Matilara, va in porta e Moliterno in due tempi riesce anche a bloccare. Trovato Michelangelo, protezione, poi scarico addosso a Taurisano. Veramente oggi in versione remida Michelangelo. Tiaghigno, scarico su Moliterno, poi si lancia Tiaghigno, preciso Moliterno con una punta esterna, poi Matilara, Tiaghigno la alza. L'ultimo tocco è proprio del 10, vediamo se c'è stata deviazione. No, secondo gli arbitri. Allora può giocare la Fortitudo con Bueno, movimento di Matilara, visto e servito, orienta Matilara per calciare, prova a entrare sul mancino, contenuto da Misael. (7:28)
Bueno prova ad andare da solo, supera Misael, Bueno va in porta, murato col destro e Dudu sembra spiegare all'11 di fare qualcosina di diverso. Bueno, scarico su Moliterno, incontro Tiaghigno sul lungo Matilara, cercato da Moliterno, impreciso col destro, 7 e 10. Da qui alla fine Fortitudo che ha ribaltato la gara sotto 2 volte, ora avanti di 1, ha spostato l'inerzia tutta dalla sua. Vediamo come reagirà la squadra di Milella. Ora Dudu con l'appoggio a Moliterno, indecisione tra i due, angolo per il Mantova e c'è subito Caiche con la maglia bianca, portiere di movimento per il Mantova, a 6,58 a scadere. Misael, Cabeza, Leleco a muover palla, Wilde sposta e va verso il secondo palo, Tiaghigno chiude, poi Michelangelo no look verso la porta, davvero troppo anche per lui, deve correre Casassa, rimane in attesa la Fortitudo, non prova nemmeno ad evitare che il Mantova si posizioni in 5 e ora c'è da difendere. Misael sposta e gioca sull'Eleco, trovato Caiche dentro al campo, Misael ancora dal 25, muove i fili mister Ceppi, Leleco sposta e calcia, Michelangelo in opposizione, Leleco, Wilde, trovato Misael, chiama le rotazioni Capitan Leleco, Wilde, Misael, entra Wilde, Leleco da Cabeza, Caiche nel mezzo, la palla è sempre mossa sul perimetro, Wilde sull'arrivo di Leleco, poi Cabeza pensa anche alla conclusione, Moliterno poi deve andare lungo verso Michelangelo, strattonato da Cabeza, vediamo il colore del cartellino, rosso per Cabeza. Episodio che può ulteriormente indirizzare la gara sul rinvio di Moliterno, strattonato giù Michelangelo da Cabeza, cartellino rosso per il numero 88 a 5,42 allo scadere, e anche quinto fallo per il Mantova. Si complica ulteriormente il cammino del Mantova in questo sabato pomeriggio pometino. La Fortitudo ha l'occasione di azzannare la partita o comunque di dare una spallata importante al match. C'è il fischio, vediamo Matteus se andrà direttamente in porta e così toglie le ragnatele Matteus e porta sul +2 la Fortitudo, destro potente e preciso, davvero imparabile per Casassa che ci ha messo la mano ma non è bastato. 4-2. Sale ora la spinta del Palla Lavinium, 5,40, ovviamente
ristabilita subito la parità numerica di uomini in campo e Pino Milella prosegue col portiere di movimento Misael. Caicche forte in porta, Moliterno attento e para. Caicche, Leleco, Misael, Leleco ancora per Misael, mancino potente ma non preciso, allora Moliterno ancora una volta lungo verso Michelangelo, palla questa volta molto lunga per essere gestita. Moratelli, torna Caicche, servito ora Leleco, Misael pensa anche alla conclusione, poi Leleco accomoda su Caicche, costretta ad abbassarsi la Fortitudo, Caicche la muove, Wilde arriva a Leleco, Wilde la muove, Misael ancora entra nel campo e calcia, la palla arriva a Leleco con la punta, pallone sul fondo, va sistemata la porta, ci pensa Moliterno, lungo verso Matilara, impreciso, vuole la pressione Matilara, non la pensano allo stesso modo i compagni, allora ancora tutti dietro a difendere quello che fin qui è un doppio vantaggio. 4:40. Misael, Leleco, Moratelli, Leleco orienta e va da Misael, sta arrivando Wilde, lascia passare per Leleco, ora Misael di nuovo dal capitano, palla lasciata lì, Bueno col break, poi perde contatto col parquet, non riesce a calciare verso la porta sguarnita. Wilde, Leleco, Caicche, Leleco pensa anche alla conclusione, poi Caicche la muove trovando in angolo nessuno perché Misael era un pochino più vicino, allora palloni che sfilano anche i secondi. 4:09 ora alla fine, Mateus gioca con Moliterno, doppio scambio, Mateus va da Matilara, prova a tenerla il numero 27, poi Bueno con pazienza la Fortitudo anche con la forza del quinto fallo sulle spalle del Mantova, poi Tiaghigno per il contromovimento di Matilara, non riesce però a trovare il numero 27, allora ancora tempo per il power play del Mantova. Chiama la giocata Leleco, Misael, vediamo se riesce ad eseguire il Mantova. Misael, Leleco dopo il doppio scambio pensa anche alla conclusione, va alto, poi Moliterno con calma, la porta è vuota, sta contando il direttore di gara, Moliterno preferisce soltanto andare lungo. 3:29. Leleco, Misael, Wilde, Leleco, Caicche, Wilde e poi Leleco, pallone mosso sul perimetro, Misael ancora per il capitano, a piede invertito Caicche, non c'è rotazione di Taurisano, allora Misael preferisce tornare dal capitano, ora Wilde,
Palla verso Caicche, chiuso in angolo da Matteus, riesce a uscire e trovare una traccia per Wilde, poi la porta è vuota, Matteus ha breccato, Matteus ha calciato, Matteus ha fatto 5-2 per la Fortitudo. Fa tutto Matteus, fa tutto benissimo, prima la chiusura e poi la conclusione verso la porta vuota che vale il gol del 5-2. Ma c'è ancora tempo per giocare. Leleco alza la pressione Michelangelo, poi Caicche lo fa riabbassare di qualche metro. Misael, Wilde, ancora Misael, Leleco vicino, cambio lato su Wilde, appoggio per Misael, servono ancora le mani di Moliterno. Leleco, Misael e poi Wilde, ancora Misael vicino, Leleco orienta, scarico su Wilde che sposta e calcia. C'è ancora vita, c'è ancora partita, è vincente il mancino di Wilde, 5-3. Sguardo al cronometro di Misael, ha fatto tutto molto bene Wilde, spostato e calciato precisissimo all'angolino. 2-0-9 è tutto quello che aveva guadagnato la Fortitudo, rischia di crollare in pochissimi secondi perché questo sport è così, le certezze vanno e vengono soprattutto nei minuti finali. Misael dice no, non l'ho toccata, invece la rimessa è della Fortitudo, quindi deve tornare in porta Casassa che era già uscito. Dudu, movimento di Matilara, scarico su Moliterno, Matilara lungo, Moliterno l'ha visto, palla è eccessivamente lunga per il 27, allora Casassa è pronto, la muove su Leleco e lascia il campo a Caicche. 1:52, Misael e poi Leleco. Caicche, Leleco, trovato Misael, vuole un po' di spazio per liberare il sinistro, deve pazientare, allora Leleco, Misael pensa ora alla conclusione, murato da Matilara. 1:30, Leleco per Misael, controllo così e così, ancora Leleco, ancora Misael, Wilde messa un po' in angolo la formazione di Milella, Caicche tanto bassa la Fortitudo, schiacciata in area, Wilde, trovato Misael, tocco di Moliterno. 1:13, Leleco, Caicche, Misael, la muove ancora il Mantova, Leleco con no look da Caicche, chiuso da Matteus. Un minuto ora, Leleco ancora su Wilde, chiama un movimento diverso a Caicche e poi Misael forte con la punta, Moliterno è attento sul primo. Caicche, Leleco da Wilde che riesce a calciare sul secondo palo, non arriva nessuno all'impatto col pallone. Moliterno lunghissimo con le mani verso Dudu, è rimasto in porta Caicche per non perdere altro tempo, allora Misael, Wilde, Misael prende campo Leleco, 30 secondi, deve affrettare tutto il Mantova, ci prova Caicche che non trova però lo specchio della porta. Si confronta Moliterno con Ceppi che però vuole lo stesso eseguire questo tipo di giocata. Matilara con la testa, Caicche con le mani e Misael per una delle ultime sortite offensive del Mantova col tacco. Caicche, arriva Matteus, 14 secondi,
Leleco sposta, calcia, trovato in angolo Taurisano, la deve muovere velocemente il Mantova. Wilde sposta ancora per calciare, non arriva Caiche, non arriva nemmeno il gol del 5-4. 4 i secondi da qui alla sirena che separano la Fortitudo dalla terza vittoria casalinga consecutiva. Titoli di coda al Pala Lavinium, la Fortitudo Pomezia ribalta il Mantova e vince 5-3, guadagnando 3 punti importantissimi per la classifica. È buio pesto, notte fonda per il Mantova di mister Milella alla quinta sconfitta consecutiva. Da me Lorenzo Savi, da Pomezia è davvero tutto, va in archivio anche l'ultima gara della 10ª giornata della Serie A. Quinto, la Fortitudo Pomezia ha battuto il Mantova calcio a 5 per 5 reti a 3. Alla prossima.